Rieccoci ritornati nel salotto di Pamela, ancora pochi minuti per terminare soprattutto la puntata. Passo appunto la parola alla signora Marina per poterla anche salutare, soprattutto anche lasciare i suoi contatti per chi fosse interessato appunto alla sua agenzia MZ di Sbrigo Pratiche. Prego signora. Sì, allora mi potete trovare via mail o sul cellulare, perché io lavoro esclusivamente online, quindi non ho una sede fissa dove qualcuno mi può venire a bussare alla porta. Comunque il mio telefono è 338 100 28 85 e la mia mail è mzagenzia-di-sbrigo-pratiche@gmail.com. Fantastica, bravissima signora Marina. Passiamo la parola a Massimo Cerbarano, titolare dell'azienda L'Artigiano del Libro, con sede appunto in provincia di Padova. Prego signor Max. Mi potete trovare allora su artigianodellibro.it. Se volete venirmi a trovare in sede a Padova trovate tutte le info nel sito. Ci tenevo a precisare questo, vorrei rivalutare il libro perché secondo me si sta un po' perdendo in questi anni il potere della lettura e il potere magico che è quello di regalare un libro a una persona cara. E il bigliettino che ci ha lasciato, infatti il primo lo stavo anche leggendo. È un bigliettino da vita anche questo originale. Bello. A forma di libro. E questo, bellissimo. Se vuoi te lo lascio. Infatti c'è scritto un libro per regalo. Vuoi un regalo unico ed originale? Ogni persona ha un ricordo da raccontare. Il libro aziendale, ogni azienda ha una storia e vuoi raccontare la tua? Ora anche in 2 versioni, biografica, orografica. Complimenti. Qui comunque troviamo tutto, anche il suo numero di telefono, se volete anche prendere intanto carta e penna, artigianodellibro.it, sul sito, su Google, scrivete. Il numero di cellulare è 329 226 4359, quindi appunto veramente, perché merita veramente molto questa sua invenzione, signor Max, è l'unico anche in tutto il mondo, direi, no? Pare di sì al momento, grazie. Grazie a lei. Passiamo la parola appunto a Renato Povelato dell'Associazione Sovranazionale del Popolo Veneto. Lui è un presidente, veramente le faccio i miei vivissimi complimenti. Grazie. Perché come gli ho detto affronta anche una battaglia come tante altre persone, anche lei. Magari lasciamo i suoi contatti per poterla contattare, tutto certo. Quanto. Prego. Beh, abbiamo un sito internet che si chiama popoloveneto.info, dove tra l'altro all'interno del sito c'è il link per firmare per il riconoscimento del popolo veneto su Change, sulla piattaforma praticamente internazionale. Poi abbiamo la pagina Facebook, Associazione del Popolo Veneto, e anche sulla mia, magari digitate Povelato Renato su Facebook, viene fuori il mio account, potete inviarmi anche dei messaggi là. Infatti è un mezzo dove appunto sì. Anche dall'estero riescono appunto a contattarmi. Questi appunto sono gli indirizzi principali. Perfetto, grazie signor Renato, è stato un piacere averla anche lei qui con noi. Passiamo la parola a Gianfranco Moro dell'Associazione Club Sandwich, che ci ha preparato un club sandwich favoloso, infatti non vediamo l'ora di assaggiarlo, siamo qua insieme che ne parliamo. Non vedo l'ora di finire la trasmissione. Oh dai, allora, è sempre un piacere. Dove potete trovarmi? Mi trovate sicuramente a Jesolo, sì. Ok? Guardate su Facebook Gianfranco Moro oppure Club Sandwich del Doge e troverete tutte le nostre info. Io devo fare da ambasciatore. Tu sai che io insegno al Collegio Brandolini di Oneto. Sì, allora, la seconda B mi ha detto di salutarti. Ok, grazie. E ti invita a venire alla scuola per vedere cosa loro riescono a fare al secondo anno. Ma che bel invito, ma assolutamente sì. Poi io che mi piace assaggiare un po' tutto, assolutamente. Spero che mi fanno qualche piatto Ti fanno unico. Dei piattini particolari, assolutamente. Volentieri. Hanno promesso qualcosa di esplosivo. Esplosivo, già la parola mi piace. Bene, fantastico Gianfranco e appunto anche il suo socio Sileno Zottino, che è sempre qui con noi, sempre a far parte appunto di questo meraviglioso gruppo. Bravi, complimenti. I contatti a posto? Contatti io sono, non abbiamo un numero di telefono, abbiamo tutto su Facebook e su email. Bravissimo. Bene, io saluto comunque tutti i nostri ospiti, vi ricordo che il mio libro è online, 2F, forte, fragile, parla di rinascita,
di perdono e anche di dolore, e come ho saputo a dire a me stessa: oggi ricomincio. Oggi cambio Pamela, e questo potresti farlo anche tu. 2F forte e fragile, ricordatevi che lo siete tutti voi, tutti noi insieme, quindi la nostra fragilità è la nostra più grande forza, perché è da lì che nasce la nostra luce. Vi ricordo che noi ci vediamo ogni domenica alle ore 21 su Televenezia, canale 80 del digitale terrestre, il salotto di Pamela, e ora vi lascio con Daniele e Paolo che ci faranno un ballo mazurka. Ciao! Buona fortuna!